amici belli, sta luccando questo, silenzio, un finale all'italiana, si può dire, parliamone. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, wow! Cosa è successo? Mi sono scritto due cose sul mini tacchino, perché non vorrei dimenticarmi niente. Ovviamente quel signore là deve essere indicato come l'uomo partita, perché comunque il gol decisivo, ecco, vogliamo almeno dirle le cose, vogliamo dirlo quando un nostro giocatore è decisivo nell'Italia e fa anche un'esultanza un po' polemica, è contento, sposta, però fa un po' zitti, perché il famoso tiro a giro, hashtag sotto nei commenti voi scrivete hashtag tiro a giro, tutto attaccato, tiro a giro, perché quando va e purtroppo se ne parla e si sfotte, si può sfottere quanto volete voi, ma TVB si legge tra un TVB tira G TVB. Il signore là, l'altro signore purtroppo per lui ha avuto pochi minuti, l'impatto è stato anche buono perché si è messo tra le linee e ha creato quel passaggio dove per pochi centimetri Lukaku non c'è arrivato sul controcross, ma c'è stato comunque un arbitraggio un pochino in confusione, dobbiamo dirlo, perché se la partita si riapre è perché quel rigore su Di Lorenzo, fischiato a Di Lorenzo, molto generoso. Allora, se tu dai quel rigore là, la cosa immediata che devo dire è che il rigore su Mertens, il rigore quello là del Verona, il rigore su Mario Rui del Genoa, allora scegliamolo un metro, ma voi dite ma quelle sono altre partite, campionato diverso, va benissimo, allora mi devi dare assolutamente il rigore su Jorginho, perché ci sta tutto, quello di De Bruyne. Allora se tu subito, l'arbitro è stato confuso dopo il rigore e ha avuto dei dubbi e si vede, non lo dà subito, ci pensa un attimo, il fischietto in bocca, aspetta l'aiuto del VAR, ma nel momento in cui l'ingenuità di Di Lorenzo c'è, perché il contatto esiste, se l'hai chiamato ovviamente il VAR fa difficoltà a cambiare la decisione, doveva esserci un fallo al contrario di questo Doku, che mamma mia, un castigo di Dio incredibile. Da dove è uscito questo qua? Era veramente, Di Lorenzo lo ha sofferto tantissimo e abbiamo visto l'esempio della partita classica di Di Lorenzo, tanta corsa, tanto impegno, anche delle buone accelerazioni, qualche passaggio indovinato, qualche passaggio sbagliato, qualcuno che ha portato anche a dei contropiedi del Belgio, che poi nel secondo tempo si è reso anche pericoloso proprio nella sua completezza. Ma che è successo? Che è successo? Questo è successo. Succede che dei giocatori dei limiti li hanno, ogni tanto vanno oltre i propri limiti, ogni tanto li mostrano, e il calcio è così. Ma signori, io quello che mi devo scrivere qua, finale all'italiana, dove un poco di, sai, tutti dietro facciamo Chiellini, questa cosa alla Caressa, la Cannavaro, e comunque noi ce l'abbiamo nel DNA, specialmente alcuni giocatori, e ce la portiamo a casa anche così. Lo dico all'italiana, nel senso, anche quando esce Donnarumma che subisce il fallo di Witsel, è un fallo a metà tra Witsel e anche Chiellini stesso, rimane a terra eccetera eccetera, ma devo sottolineare assolutamente che quel signore là, di cui io vado molto fiero oggi, un rigore se lo poteva prendere anche lui, l'ha preso, c'è stato un 1-2 in aria, c'è stato un momento in cui quella fascia sinistra dell'Italia per il Belgio era un incubo tra Verratti, Spinazzola, Insigne, non si capiva niente, c'era sempre Jorginho che chiudeva questi triangoli e lì c'era possibilmente anche un rigore per Insigne non è caduto e non se l'è voluto prendere. Bravo Lorenzo, un esempio per tutti quanti, mentre altri si rotolano a terra, fanno finta eccetera eccetera. La botta Belotti per esempio l'ha presa, un applauso e un augurio per Spinazzola, fa male vedere le lacrime, purtroppo credo che possa essere europeo finito per lui. L'ingresso di Emerson Palmieri non male, ha controllato anche Mertens in un momento in cui se ne stava andando e si è preso un buon fallo. Insomma ragazzi, andiamo in semifinale dopo aver visto anche
La Spagna che non ha avuto vita facile con la Svizzerotta, la famosa Svizzerotta che stava per mettere un'altra suppostina a una grande d'Europa, e quindi ce la dobbiamo andare a vedere contro questi qua che se la passano e arrivano in porta con il pallone. Sarà una partita importante. Da New York Valerio Fluido è tutto, bello stretto, bello stringato, perché non dobbiamo perdere tempo, questi video devono volare subito. Lasciate un like, iscrivetevi al canale Macavaggiarici. Io comunque l'avevo detto, volevo il gol di Mertens, ma poi un gol meglio, 2 di Insigne e vincevamo noi. Mertens non ha segnato, Insigne ne ha fatto solo uno, va bene così. Che va bene così. Jorginho uomo partita, un centrocampista completo. Voi non dovete guardare il passaggio a 2 metri, non dovete guardare solamente lui che dice, che indica dove non arriva, indica e chiede e va. Ragazzi, l'interdizione di Jorginho è cresciuta in una maniera esponenziale, bloccava tutte le linee di passaggio, ci metteva una pezza quando cercavano i trequartisti De Bruyne, Doku. Jorginho, signori, l'uomo partita è Jorginho. Ma lasciamo perdere. Pallone d'oro, sì, pallone d'oro, deve essere, sì, pallone d'oro. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare Basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.